Hello. Today reading English Italian. Jurassic Park. Story Structure Analysis. Nel 1989 Spielberg si trovava tra le mani un bellissimo libro di fantascienza scritto da John Michael Crichton. È probabile che già dopo aver sfogliato poche pagine il regista fosse rimasto folgorato dalla lettura e covasse nelle sue fantasie l'idea di dar vita ai passi che stava mormorando tra sé e sé, oppure, chissà, forse a voce alta. In tale romanzo si narrava infatti l'avvincente storia di Jurassic Park. Fu in quel momento che un impeto emozionale fece sobbalzare il cuore del regista statunitense. Non avrebbe mai potuto farsi scappare un soggetto del genere. Lui e la Universal si assicurarono l'esclusiva di trasporre in arte filmica quel tomo e nel 1993 sbarcò nel cinema di tutto il mondo Jurassic Park. Jurassic Park narra la storia del paleontologo Alan Grant, della dottoressa ed esperta di flora preistorica Ellie Sattler e del matematico Ian Malcolm, Jeff Goldblum. Invitati dal magnate John Hammond, Sir Richard Attenborough, su Isla Nublar per visionare in gran segreto un nuovo parco a tema. Ciò che vedranno su quell'isola li lascerà esterrefatti. Inciting event. The first part of the structure. John Hammond, owner of Jurassic Park, invites paleontologists Alan Grant and Ellie Sattler to preview and endorse his mysterious new theme park. This movie is one of the cleverer in its use of prologue hooks, which I generally dislike. We don't meet the main characters until after two prologue scenes. Count them, two. But it works well, both because the initial hook with the mystery monster is so gripping, and because the follow-up scene with the blood-sucking lawyer does a good job grounding the science and increasing the mystery. By the time we finally meet Alan and Ellie, the story can slow down for a character-centric intro. Italian. Spielberg, come scrivevo, con l'arte della magia, del vedo non vedo, crea una splendida illusione, concretizzatasi sul volto di Alan e Ellie, che, dopo attimi di smarrimento, cedono le loro attenzioni, lasciando il posto all'inquadratura totale di ciò che stanno realmente guardando. Dalla vegetazione avanza un brachiosauro alto 9 metri, che giunge in prossimità di un albero per cibarsi. È una delle scene più magiche e delicatamente stupefacenti della storia del cinema. Spielberg mostra che sì è possibile e che sì ce l'ha fatta. Ha portato in vita i dinosauri attraverso un lavoro di ricostruzione digitalizzata. Jurassic Park fu infatti il primo film della storia del cinema a fare ampio uso della CGI, computer grafica, combinata con un sapiente utilizzo di animatronics. Il fiero avanzare del brachiosauro è la prima splendida e completa sequenza in computer grafica che possiamo godere nel mondo della settima arte. È la più pura delle meraviglie ciò che Alan ed Ellie, insieme al matematico Ian Malcolm e al direttore Hammond,
avvertono in queste primissime immagini del parco. Back to the structure of the movie. First plot point. After arriving at the park, Alan and Ellie and the Caucasian young Malcolm see the live dinosaurs for the first time and are overwhelmed. First pinch point. While the scientists and Hammond's grandchildren are out on their unsuccessful tour of the park, Hammond and his crew realize that the approaching tropical storm is worsening. Midpoint. Hammond's disgruntled computer tech, Nedbury, shuts down the park's security and power systems, so he can steal dinosaur embryos for a rival company. Second pinch point. Nedry experiences death by spitting dinosaur. In itself, this is almost an inconsequential scene, since Nedry is really just a subplot. Third plot point. Ellie turns the power and the electric fences back on, not knowing that Alan and the kids are climbing the perimeter fence. Climax of the movie. Alan and Ellie rescue the kids from the raptors in the kitchen. Then they all barricade themselves inside the control room, only to be attacked by the raptors. Climactic moment. Just as the raptors are about to kill everyone, the T-Rex bursts into the lobby and eats the raptors. Everyone escapes in the chaos. Resolution, the end of the movie. Everyone flies home in the chopper, and the previously kid-phobic Alan holds the children while they sleep. This was, guys, I just pick few lines only because it's matter of spaces, okay. Italian, the final view, from an Italian point of critic. Nel frattempo Hammond colloquia con Ellie mentre i due si trovano al sicuro all'interno del centro operativo del parco. Hammond, amareggiato per ciò che è accaduto, rinarra alla dottoressa lo spettacolo delle pulci che aveva messo in scena per accumulare i primi modesti introiti della sua carriera. Il circo delle pulci era un sogno, la finestra sull'ignoto, su ciò che poteva essere interpretato come vero anche se non lo era. Hammond era un uomo visionario e col suo Jurassic Park voleva rendere l'impossibile possibile, l'invisibile visibile. Non poté realmente tener conto dei rischi, perché nell'ineluttabilità dei sogni i pericoli non sono perscrutabili. Very interesting, very nice this. Ma ora la realtà è differente. Quelle forze incontrollabili si sono destate e con Jurassic Park fu proprio una giostra stupefacente e orrorifica che Steven Spielberg molto caritatevolmente ci donò. Un Luna Park dalle meraviglie intense e fatali. Con quest'opera Spielberg abbatté il muro che delimitava i confini dell'avventura sfrenata, unendola alla riflessione profonda e significativa. Jurassic Park vinse 3 premi Oscar e divenne alla sua uscita il film di maggior successo della storia della settima arte. Era un'esperienza stimolante e ispiratrice.
una pietra miliare della cinematografia fantascientifica, perché con Jurassic Park ci siamo immaghiti di un mondo che non potevamo in un altro modo conoscere. Con questo lungometraggio tutti noi abbiamo provato l'emozione di professarci paleontologi coraggiosi, dinomaniaci incalliti e amanti di una preistoria viva e avvertibile. Jurassic Park è un esempio di come ci si possa innamorare non solo di un film, ma di un modo di fare film e raccontare una storia. Come in uno spettacolo di magia, conservando l'innocenza di quell'esatto stupore, sappiamo che è tutto finto, eppure non possiamo che restare incantati dinanzi alle sfilate in cui si avvicendano in tutta la loro imponenza questi animali riportati magicamente in vita. Jurassic Park è una grossa e sbalorditiva illusione, una visione onirica da cui non vorremmo altrimenti svegliarci, se non arrivassero i titoli di coda a scuoterci, a darci un inaspettato buongiorno. Quel sogno nebuloso si è tramutato in un incubo. Amazing, I love this. Alright, guys, I put the two links. The one from the Italian resume, and the English that is the structure of the movie. Okay, so we have the inciting event, the first plot point, the first pinch point, the midpoint, half of the movie, the second pinch point, the third plot point, the climax, and the underlining climatic moment, and the resolution, the end of the movie. All right. Thank you very much. See you next. Bye.